Mancano aule, palestre, spazi per le lezioni e spesso tra istituti non si riesce a collaborare. Sono alcuni dei problemi che vive la rete scolastica di Chiavari. A spiegarlo Daniela Loero, dirigente del Marconi del Pino, che in diretta TV porta un esempio concreto della sua scuola. Quello che manca è uno spazio, un'aula magna. Cioè io non ho un locale dove possa riunire 100 persone. Allora per una scuola che viaggia sui 1400 ragazzi non avere uno spazio da 100 persone è comunque una grossa pecca. A rispondere Roberto Cella, consigliere di Città Metropolitana per la programmazione scolastica, consapevole della necessità di rivedere la situazione chiavarese. Ci sono anche spazi inutilizzati oggi che alcune scuole non vogliono cedere per campanilismo tante volte. Perché gli spazi inutilizzati ci sono, però magari sono all'ultimo piano e quindi non è possibile spostare i ragazzi, non è possibile spostare i laboratori e quindi una riorganizzazione completa degli spazi di Chiavari potrebbe essere molto interessante, soprattutto per i ragazzi che magari potrebbero anche avere dei servizi migliori anche dal punto di vista dei trasporti, se riuscissimo a localizzare tutti in un unico sito e così via. La difficoltà a trovare spazi è emersa anche con il caso linguistico. Sono ancora in corso le trattative con la diocesi per la sede. Il linguistico si farà a Chiavari, le soluzioni sono sul tavolo, stiamo cercando di concludere i contratti per dare finalmente una risposta sicura e precisa. Naufragata invece l'apertura delle scuole di Vallata. Le succursali previste a Rezzoaglio, Bargagli e Toriglia per il momento non apriranno perché non ci sono state sufficienti iscrizioni. Esiste un codice di iscrizione che rimarrà aperto anche per gli anni successivi, dove i ragazzi possono scegliere una scuola vicina a casa.